In 2000 a Oderzo richiamati dai bonsai, l'Articarte orientale ha risvegliato l'interesse di coloro che passeggiavano per il centro città, incuriositi da quegli alberi coltivati in vaso. Carpeni, meli e olmi, stile eretto, inclinato a cascata, ce n'è per tutti i gusti nella collezione del Bonsai Club Conegliano, che ha deciso di mettere in mostra l'eleganza e l'armonia degli esemplari dell'associazione. Bonsai significa avere in piccole dimensioni quello che propone la natura in più vasta scala. E così dal Torresini e lungo il corso del Monticano erano in molti coloro che chiedevano informazioni sulla lavorazione delle piante e si incuriosivano a fissare le forme riprodotte nei bonsai. Sono molto affascinanti. La piccolezza di queste piantine che così hanno già tanta vita. Una cosa, diciamo, bella da vedere, novità. È veramente bellissimi. Molte le lavorazioni e le tecniche per riuscire a far crescere una pianta secondo le regole dell'arte orientale. Non occorre che vai sottoterra, vai solo così. Noi andiamo a rivedere, a riproporre quello che la natura di solito propone con spontaneità, vale a dire pieni, vuoti, distribuzioni dei rami, armonia della natura. E la maggior parte delle piante portate in esposizione sono esemplari del nostro territorio. Noi ci dedichiamo molto spesso alla raccolta in natura degli esemplari, quindi sono tutte piante raccolte in natura, vale a dire vivaio, nei nostri giardini, nei boschi, nelle siepi, eccetera. Li lavoriamo, li portiamo a compimento secondo quelle che sono le regole del bonsai.